Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, oggi parleremo di un argomento insolito rispetto a quelli che tratto io, parleremo di calisthenic. Io non sono un esperto di calisthenic, ma devo dire che la cosa mi appassiona molto. Quindi siamo qui in compagnia del nostro Stefano. Ciao a tutti ragazzi. Mio caro amico con cui surfo da un sacco di anni. Non fai più surf te? No. Accidenti, tocca farlo ricominciare. Beh, sentiamo un po' del calisthenic, cosa ci dici? Allora, il calisthenics è una disciplina che si fa a corpo libero attraverso l'utilizzo di sbarre, parallele, anelli, tutti equipaggiamenti che si utilizzano nella ginnastica. Per partire con il calisthenics da principiante bisogna iniziare a scalare qualsiasi tipo di esercizio, quindi la trazione alla sbarra la andiamo a scalare con i piedi a terra attraverso gli anelli e così via altri esercizi. Quindi direi che possiamo iniziare subito a vedere una routine semplice da fare che potete già da domani applicare nel vostro parco, in palestra, dove... Si dice calisthenics, me l'ha anche detto prima del video, io probabilmente ho detto un paio di volte calisthenic per l'abitudine perché sono un po' infornito. Ma lo fai con gli occhiali? Sì, occhiali da vista. Cioè ragazzi, solo se siete veri professionisti, se no non fatelo a casa, fatelo al parco. Allora, abbiamo detto che le trazioni alla sbarra, quindi esercizio madre per i dorsali, lo scaliamo attraverso i body row agli anelli. Quindi ci sono due cose da sapere. Ovviamente più noi siamo verticali rispetto a terra e più l'esercizio sarà facile, quindi lo scaliamo in questo modo. Se noi siamo principianti e abbiamo proprio pochissima forza, partiremo facendo un esercizio a questo livello, ok? Quindi da qui andiamo a tirarci. Ovviamente è molto semplice. La cosa posturale da sapere è che dobbiamo deprimere le scapole e abbassare bene le spalle depresse. Il core è attivo, il sedere pure, ok? Gambe attive, trazioniamo verso di noi con i gomiti lungo il corpo, ok? Questa è la versione scalata. Possiamo aumentare l'intensità andando ad abbassarci, quindi in questo caso siamo quasi orizzontali perché potremo utilizzare un box per farlo ancora più intenso. Ci impostiamo, trazioniamo, ci fermiamo e apriamo le braccia. Ok, arriviamo agli anelli, gomiti lungo i fianchi. Ok, questo movimento del braccio che si apre è perché andiamo a seguire tutta l'articolazione del braccio, quindi non creiamo ulteriore tensione, quindi andiamo a chiudere il braccio ulteriormente. Nel calisthenics ovviamente la cosa principale è saper imprimere forza nella presa, perché siamo sempre appesi a una sbarra, a un anello, e quindi bisogna avere sempre avambracci molto forti e ovviamente anche bicipiti e tricipiti, perché sono quelli che sono i primi muscoli che vanno a cedere e sono quelli che ci sorreggono anche in posizioni con le mani a terra, che poi vedremo più avanti. Per allenare in maniera specifica il bicipite faremo un curl agli anelli, quindi più gli anelli sono alti più sarà facile, quindi semplicemente ci mettiamo sempre in posizione con spalle depresse, scapole rotte, andiamo a distendere le braccia, portiamo le mani verso di noi e portiamo le mani dietro la testa con il blocco articolare del gomito. E qui andiamo ad allenare in maniera specifica ovviamente il bicipite. Quando questa altezza già è più semplice, perché abbiamo fatto forza, possiamo abbassare gli anelli e ovviamente renderlo più difficile. Quindi da qui andiamo a portarci gli anelli quasi dietro le orecchie, ok? Qui ovviamente è tutto molto più intenso, perché la nostra leva sarà aumentata perché scendiamo giù verso terra. Il classico esercizio per i tricipiti si fa su dei box, su delle panche. Se siamo proprio molto principianti teniamo i piedi a terra, quindi impostiamo sempre bene le spalle indietro, appoggiamo i piedi a terra, andiamo giù cercando di tenere i gomiti chiusi e poi torniamo su, ok? L'addome è contratto, il gluteo è contratto, dobbiamo essere tutti completamente tesi, ok? Una volta che questo esercizio lo padroneggiamo bene, possiamo renderlo più intenso, quindi andiamo a portare i piedi sul rialzo. Come il dip fra le panche in palestra, in pratica, questo qui. Esatto, quindi apriamo bene le spalle di nuovo, scendiamo giù fino a che la nostra mobilità ce lo permette e poi torniamo su
prima di mettersi a fare questo esercizio bisogna strecciarsi molto e scaldare molto la spalla. Questo è l'esercizio madre per un principiante per lavorare sulla parte del tricipite. Eventualmente possiamo aggiungere peso se vogliamo tipo un disco, zavorrare. Se vogliamo fare questo esercizio con delle zavorre lo possiamo fare tranquillamente nel momento in cui già abbiamo 10-15 ripetizioni di continuo su questo esercizio, possiamo tranquillamente aggiungere un peso. Ora vediamo i classici piegamenti a terra o push up. Più il rialzo è alto e più sarà facile l'esercizio, quindi ci impostiamo sempre con le spalle bene depresse, le scapole addotte, proviamo la distanza, dobbiamo arrivare con il petto sullo spigolo, ok? Quindi ci impostiamo, anche il gluteo bello contratto, con la retroversione del bacino, addome contratto, braccia che vanno lungo i fianchi e facciamo i nostri piegamenti, ok? Una volta che riusciamo a fare tutte le nostre serie qui con abbastanza facilità, possiamo iniziare a farli a terra. Consiglio di farlo qui piuttosto che a terra sulle ginocchia, perché qui riusciamo a mantenere la linea completa del corpo, perché nel calisthenics è fondamentale avere questa hollow body position, che poi vi spiegherò che cos'è, o comunque posizione di contrazione totale del corpo, quindi andare sulle ginocchia andrebbe a spezzare questo tipo di allenamento. Allora, se noi ci mettiamo a terra, sempre con le spalle ben depresse e le scapole addotte, allarghiamo le gambe per avere una retroversione del bacino migliore, andiamo giù, tocchiamo, ritorniamo su, ok? Lento e controllato, i gomiti vanno indietro. Questa è la versione, diciamo, articolarmente più facile, nel senso che il braccio si muove in piena libertà. Se noi vogliamo farle a braccia larghe, ovviamente andiamo a lavorare più pettorale e bicipite, mentre qui abbiamo più pettorale e tricipite. Lo possiamo fare tranquillamente, l'importante è sempre mantenere la giusta postura. Mi chiedevo, domandina per i nostri spettatori, questa spalla depressa, che a sentirla così sembra una spalla poco felice, no? Che cos'è? Spiega, allora, spiega. sostanzialmente la spalla noi la possiamo elevare, portare in avanti, portare indietro e deprimere, ok? Quindi se noi la portiamo avanti e la portiamo indietro, mettiamo la spalla in sicurezza, quindi abbiamo la spalla ben incastrata nella sua sede, attiviamo il dorsale, che è il muscolo principale che ci sorregge, e abbiamo piena libertà e potenza nel gesto. Se invece noi siamo a spalla elevata, magari anteposta, la spalla è fuori dalla sua sede, quindi già i legamenti sono stressati. Se in più noi andiamo a fare un esercizio di forza, questi legamenti vanno col tempo a passare, a infiammarsi e possono diventare cronici, quindi dobbiamo metterci le fasce, dobbiamo andare al fisioterapista e comunque posteremo la nostra postura in questo modo. Quindi non è una postura sana perché la colonna è completamente storta e non ha la sua linea fisiologica dritta. Invece in questo modo qui abbiamo la nostra schiena dritta, i dorsali potenti, le spalle protette e possiamo fare tutti gli esercizi che Quindi vogliamo. questa è la spalla depressa. Esatto, questa è la spalla Che a depressa. discapito del nome è una cosa buona. È una spalla felice e sana. Bene, bene. Ora vediamo un po' di esercizi per gli addominali, che nel calisthenics sono veramente tutto, anche perché in tutti gli esercizi che abbiamo fatto finora gli addominali sono sempre attivi, quindi alleniamo sempre costantemente gli addominali. Ulteriormente vanno allenati in maniera specifica e vi faccio vedere una serie di esercizi base da fare. Allora, il primo è la barchetta che si fa in ginnastica, ok? Si può facilitare in varie maniere. Allora, la prima cosa da sapere è che i lombari devono essere completamente schiacciati a terra e questo lo facciamo portando il busto e lo sguardo in avanti. Automaticamente attiviamo il core, ok? Questa è la versione più facile che possiamo fare. Quindi se siamo dei principianti e dobbiamo fare delle tenute di 30 secondi, questa è la partenza. Dopodiché, quando iniziamo a avere forza, possiamo distendere completamente le gambe. Il nostro metro di valutazione è il lombare, quindi il lombare deve essere sempre attaccato. Se facendo così si solleva, vuol dire che stiamo facendo troppa fatica, quindi dobbiamo tornare indietro. Quindi questo è il secondo step e l'ultimo step sono le braccia indietro completamente. Ok, questa è una tenuta completa. Nel momento in cui, per esempio, facciamo una tenuta di 30-40 secondi o un minuto, e vediamo che stiamo cedendo, torniamo alla versione più facilitata. Quindi se siamo così e vediamo che non ce la facciamo più, prima passiamo con le braccia all'interno e poi se anche qui dobbiamo scalare facciamo questo.
Questo per mantenere un volume di lavoro importante, perché se ci dobbiamo fermare, partire subito in barchetta aperta e fermarci dopo 10 secondi non ha molto senso, perché bisogna fare molto volume. Quindi questo è quello che vi consiglio. Un altro esercizio, sempre per il core ma anche per tutta la parte trasversa, le costole, diciamo, è il plank. Allora, il plank si fa o sui gomiti o sulle braccia. Anche qui abbiamo una posizione con le spalle depresse, come abbiamo detto, le gambe sono tese, l'addome è contratto, il sedere, quindi il bacino è retroverso, quindi contratto che spinge in giù, e noi siamo in questa posizione statica di tenuta, ok? Per renderlo più difficile andiamo sulle braccia, quindi braccia sotto le spalle sempre ben depresse, addome contratto, gluteo retroverso, e teniamo questa posizione. Questa è il plank nella versione fisiologicamente più sana, quindi manteniamo la colonna con la sua linea naturale. Nel calisthenics spesso si fanno questi tipi di esercizi con la protrazione delle scapole, perché per molte skills diciamo che tantissimi atleti utilizzano la protrazione delle scapole per motivi di attivazione muscolare. A mio avviso, a livello posturale, sono comunque delle posizioni scorrette, perché tendono appunto, come dicevamo prima, a creare un corpo non sano, nel senso che le spalle, a forza di fare esercizi con questa protrazione, andranno a porsi in avanti e quindi avremo una colonna completamente snaturata, e a lungo andare si sentirà, diciamo, per la salute, la cervicale, i lombari, soprattutto l'accorciamento dei muscoli frontali e anche di tutti i muscoli che stabilizzano le spalle e le scapole. Quindi nel momento in cui una persona che ha sviluppato questa questa anteposizione? Questa protrazione della spalla in avanti, diciamolo così, quando andrà a fare degli esercizi magari di mobilità dove andrà a aprire la spalla, avrà ovviamente dei dolori lancinanti, perché andrà ad allungare muscoli che sono sempre stati completamente contratti. Invece, mantenendo appunto una spalla depressa e una scapola addotta, abbiamo i muscoli lunghi e molto più flessibili rispetto a portare avanti la spalla. Anteposizione non mi viene. Va bene, ci sei piaciuto. Per finire di allenare il core, perché il core si intende tutti i glutei, la parte lombare, i fianchi e la parte anteriore, andiamo a fare il Superman. Questo è un esercizio da supereroi, quindi. Esatto. Mettiamo che questo sia il pavimento, che non utilizziamo l'erba. Ok, il Superman è contrazione di tutta la catena posteriore del corpo, ok? Quindi noi siamo qua in massima tensione dalle punte dei piedi alle punte delle dita, delle mani. Ok, questa è la versione completa, full. Se la vogliamo facilitare, portiamo le braccia lungo i fianchi. Anche qui il sedere è estremamente contratto, perché è quello che ci tiene sulle gambe. Se molliamo il sedere va giù tutto, quindi il sedere è molto forte. E se vogliamo mantenere un certo volume, e vediamo che da qui abbiamo un cedimento della forza muscolare, portiamo le braccia lungo i fianchi e manteniamo i nostri secondi o minuti che ci siamo preposti di fare, ok? Quindi anche qui andiamo ad allenare i lombari e i glutei per andare a completare una routine, diciamo, di tutto il core completo. Ultimissimo in assoluto per completare, diciamo che si fa per ultimo, quindi si fa prima la parte frontale, poi la parte laterale e poi la parte dorsale. Per completare gli addominali andiamo a fare una plank laterale, appunto per tutta la parte costale del corpo. Allora, appoggiamo o la mano o il gomito, quindi iniziamo con il gomito, la spalla sempre depressa, con forza, ok? Portiamo i piedi sul lato e li mettiamo sopra. Se abbiamo difficoltà di equilibrio possiamo appoggiare il piede in questo modo, però cerchiamo di sviluppare la capacità di rimanere in equilibrio in questo modo, anche perché così lavoriamo sui muscoli stabilizzatori. Quindi abbiamo la spalla in forza, il gomito sotto la spalla e portiamo su il fianco, perché andiamo a lavorare su questo fianco, il braccio su, lo sguardo in alto, in modo tale da avere una linea aperta, quindi non dobbiamo chiuderci così, ma dobbiamo rimanere ben aperti, ok? E spingere il fianco in alto. Questa è la posizione di plank. Anche qui facciamo una tenuta. Se vogliamo farla un po' più intensa, quindi ci appoggiamo sulla mano, portiamo su il fianco e facciamo lo stesso esercizio.
passiamo poi a fare l'altro lato, subito dopo. Spalle, petto aperto, braccia in alto, sguardo in alto, fianco ben inarcato e completiamo l'esercizio in questo modo. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Salutiamo il nostro Stefano e alla prossima. Ciao ragazzi.